Tascitelec a tutti, io sono Linda Kelsang Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. La Cina mette in prigione un nomade tibetano per aver condiviso su WeChat contenuti inerenti al Tibet. Paesi preoccupati all'UNHCR per le violazioni dei diritti umani della Cina contro i tibetani. La Tufts University chiuderà il suo istituto Confucio. La commissione elettorale dichiara la lista dei candidati definitivi per il Sikyong 2021 e per le 17esime elezioni parlamentari tibetane. Il canale culturale giapponese Bunka-jin tiene una discussione sulla questione del Tibet. Il Tibet Information Office di Canberra pubblica il libro Growing the Tibetan Identity in Australia. Un nomade tibetano di 51 anni, Tashi Gyal, è stato condannato dalla corte intermedia della prefettura di Golog, nella provincia tradizionale tibetana di Amdo, a 1 anno di prigione con l'accusa di incitare al separatismo e mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Secondo i rapporti, Tashi Gyal è stato arrestato il 30 maggio dello scorso anno per aver presumibilmente condiviso informazioni relative al Tibet, tra cui Sua Santità il Dalai Lama e il dottor Lobsang Singye, presidente dell'amministrazione centrale tibetana, su WeChat nel 2015. Gli Stati Uniti, il Canada e i paesi europei esprimono grave preoccupazione durante la 46esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per le violazioni sistematiche dei diritti umani della Cina contro i tibetani. Hanno condannato la Cina per le violazioni di diritti umani contro tibetani e uiguri e hanno sollevato particolare preoccupazione per la detenzione di coloro che si battono per i diritti umani. In China, there are deeply troubling reports of deaths in custody of Tibetans. We continue to be gravely concerned with the treatment of Uyghurs and call for independent observers to be given unfettered and meaningful access to the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. We call for meaningful access for independent observers, including the High Commissioner, and to respect the rights of minorities, including in Xinjiang and Tibet. I paesi hanno anche chiesto il rilascio dei difensori dei diritti umani detenuti arbitrariamente e hanno sottolineato le gravi violazioni dei diritti umani, compresa la libertà di religione, di credo, la libertà di movimento, di associazione ed espressione, e hanno chiesto significativo accesso per osservatori indipendenti, compreso l'Alto Commissario. Nella giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, il Tibet Bureau di Ginevra ha fatto appello alle Nazioni Unite, compreso il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, per affrontare il razzismo sistematico contro i tibetani da parte del governo della Repubblica Popolare Cinese. Il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite ha interrogato il governo della Repubblica Popolare Cinese sui rapporti delle violazioni relative al Tibet e ai tibetani, compreso il lavoro forzato militarizzato di oltre 500.000 di tibetani, il reinsediamento forzato dei nomadi tibetani e i tentativi della Cina di sradicare la cultura, la religione e la lingua tibetani. Mercoledì scorso la Tufts University ha annunciato che chiuderà il suo istituto Confucio, un controverso centro di educazione linguistica e culturale finanziato dal governo cinese. Secondo un comunicato stampa di Students for a Free Tibet, la campagna per la chiusura dell'istituto Confucio è durata più di 2 anni e gli organizzatori hanno passato 13 settimane consecutive a protestare fino alla sua chiusura. Il centro, uno degli oltre 50 presenti negli Stati Uniti, è stato per anni fonte di dibattito per la preoccupazione che gli istituti promuovano all'estero la censura e pregiudichino i diritti umani. La commissione elettorale dell'amministrazione centrale tibetana ha dichiarato la lista dei candidati definitivi per le elezioni generali del 2021 del Sikyong, del 16° Kashag e dei membri del 17° Parlamento tibetano in esilio. La commissione elettorale ha anche notificato che la finestra ufficiale per le campagne elettorali durerà 19 giorni e si chiuderà effettivamente l'8 aprile 2021 alle 5 del pomeriggio. L'elezione generale del 2021 per il Sikyong e i membri del 17° Parlamento tibetano è la terza elezione diretta della leadership tibetana dopo la completa delega politica da parte di Sua Santità il Dalai Lama nel 2011. Lo scrutinio finale avrà luogo l'11 aprile 2021 dalle 8 alle 17. Il panel del Japan Bunka-jin Cultural Channel ha discusso la questione del Tibet, in cui i relatori giapponesi hanno espresso il loro sostegno alla lotta tibetana per la libertà e la giustizia. Il gruppo era composto da Kato Kiyotaka, analista politico che ha fatto da moderatore, Nagao Takashi, membro del Parlamento, Bando Tadanobu, scrittore e docente, e Yoshida Koichiro, membro legislativo di Nakanoku.
Il rappresentante Arya ha spiegato ai membri la situazione attuale in Tibet, che, ha aggiunto, è simile al periodo della rivoluzione culturale del 1960. Ha parlato della militarizzazione dell'altopiano tibetano e della grave violazione dei diritti umani e della libertà religiosa e culturale nella regione. Il panel ha anche parlato della situazione delle autoimmolazioni in Tibet e della questione della reincarnazione di Sua Santità il Dalai Lama. Il Tibet Information Office ha pubblicato lo scorso mercoledì un libro intitolato Growing the Tibetan Identity in Australia, Thank You Australia, per riconoscere ed esprimere gratitudine al governo e al popolo australiano per il loro generoso aiuto verso il popolo tibetano. Il libro cerca di coprire tutti i principali eventi relativi al Tibet che sono accaduti negli ultimi 60 anni in Australia e Nuova Zelanda, a partire dalle visite di Sua Santità Dalai Lama in Australia, la formazione dell'Australian All-Party Parliamentary Group for Tibet, alla storica visita di Panchen Rinpoche in Australia nel 1986. Il libro è stato pubblicato come parte della campagna Thank You Australia, lanciata dal Tibet Information Office sotto la direzione dell'amministrazione centrale tibetana nel 2018. È stato curato dalla dottoressa Anna Aloms e da Jigme Pasang. Per questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.